Torna a San Salvatore di Fitaglia, dopo il grande successo dello scorso anno, la rappresentazione della Via Crucis vivente. Una suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Marco e interpretata nel rito della Chiesa con immagini dinamiche. L'evento, tra i più sentiti nel territorio dei Nebrodi, coinvolge circa 200 figuranti, tra cui 9 famiglie al completo. La presenza di adulti e bambini, che insieme ai pellegrini sfileranno in processione per le vie del paese, trasformeranno per l'occasione il piccolo e caratteristico borgo della Valle del Fitaglia in un vero e proprio palcoscenico itinerante. La regia è curata da Sergio Catania, che insieme a Don Placido e alla parrocchia Santissimo Salvatore e Santa Maria sono riusciti a reclutare gli attori e ad avviare questo percorso, che culminerà con la rappresentazione in programma nel pomeriggio della Domenica delle Palme, domenica 24 marzo. Figlio mio, tu sei qui. Scende la spada nel cuore. Scende sul mondo la notte. Qui, sul mio grembo. Come agnello svelato sei qui, e io sono qui con te. Niente può farti male ormai. Qui sul mio grembo, un'ultima volta sei qui. Soddisfatto il sindaco del comune di San Salvatore di Fitaglia, Giuseppe Pizzolante. Ringrazio sin d'ora tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento, che siamo certi toccherà ancora una volta le corde delle emozioni. L'amministrazione comunale, conclude il primo cittadino, non può che apprezzare e sostenere iniziative come questa, capaci di rinsaldare il legame e il senso di appartenenza di una comunità attraverso le proprie tradizioni.